Mentre si attendono novità su nulla osta al rientro della salma di Adriano Scandellari per definire una data dei funerali dell'ingegnere padovano vittima della strage della centrale idroelettrica di Suviana, è iniziata l'inchiesta per ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato la terribile deflagrazione che ha fatto collassare i solai tra i livelli -8 e -9. Sotto esame in particolare l'alternatore, principale indiziato per l'esplosione. Importante sarà l'analisi dei materiali recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Oggi intanto in prefettura a Bologna è previsto un incontro per discutere il ripristino delle funzionalità della centrale. Nel frattempo, domani in Sicilia il primo funerale delle vittime, quello del 36enne tecnico messinese recuperato il giorno stesso dell'esplosione. A Noventa Padovana invece questa sera nella chiesa di Noventana ci sarà un momento di preghiera per Stefano Bellabona, il secondo ingegnere padovano coinvolto nell'incidente sul lavoro, rimasto gravemente ustionato e tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Parma.